Beh, è un piacere e una gioia per il Comune di Cino del Marino ospitare la stazione del Soccorso Alpino delle Prealpi Trevigiane, un'associazione fondamentale per il nostro territorio che garantisce un supporto insostituibile per gli escursionisti delle nostre zone. Da quanto tempo aspettavate questa nuova sede? Beh, è stato un percorso lungo perché ha coinvolto la ristrutturazione dell'immobile. Ora finalmente la sede è completa e come si può vedere è composta dai vari mezzi e da vari locali. Una sede appropriata per un servizio fondamentale. Ci sono in campo altre progettualità in tema di soccorso alpino, magari anche collaborazioni tra comune e associazione? Sì, assolutamente, la collaborazione con il soccorso alpino è costante e abbiamo già ricevuto l'ok da parte della stazione per una collaborazione soprattutto con i ragazzi e con i giovani per la sensibilizzazione nei confronti dell'approccio alla montagna.